Cari telespettatori, ben ritornati con noi con l'FNP CISL, pensionati della CISL. Parliamo questa volta di donne attive nel sindacato, un ruolo importantissimo sia storicamente che nel presente, una sensibilità sviluppata per certe tematiche, in particolar modo sociali, ma non soltanto, e quindi cerchiamo di conoscere anche questo aspetto, il loro ruolo, che cosa fanno e qui cosa vuol dire essere donna nel sindacato. E può essere anche uno spunto di riflessione per rendersi attive e partecipi nella società anche dopo il momento in cui uno lascia l'attività lavorativa, ovvero nella pensione. Per parlare di questo abbiamo qui con noi in studio Roberta Cabrelle, coordinatrice donne FNP Veneto, FNP CISL Veneto. Sì. Allora, ben arrivata. Vediamo Grazie. un po' con lei di fare un po' una chiacchierata per capire, perché innanzitutto cosa vuol dire coordinamento delle donne e quante sono anche le donne operative, attive all'interno del sindacato, perché un po' forse è una cosa di default, ma viene da pensare sindacalista uomo, è un po' una forma mentis, no, che c'è. Beh, diciamo che non è corretta. No, non è corretta, ma non è neanche tutta falsa, nel senso che purtroppo all'interno del sindacato, quando si pensa al sindacato, si pensa al sindacalista. La presenza invece delle donne all'interno del sindacato è molto lunga e ha avuto anche nel tempo figure emblematiche molto importanti. Però bisogna dire che le donne all'interno del sindacato e nella fattispecie le pensionate ci sono da tanto tempo, già a partire dagli anni 70, quando nelle aziende si parlava di industrializzazione, c'erano masse immense di donne, le donne hanno incominciato a organizzarsi, soprattutto tenendo presente che all'esterno c'erano i gruppi di donne, il femminismo e le donne del sindacato, le sindacaliste, ma anche le stesse lavoratrici hanno mutuato una serie di riflessioni che venivano all'esterno. Allora hanno portato all'interno del sindacato queste riflessioni che partivano da che cosa? Riflessioni molto semplici ma importantissime, per esempio la parità dei diritti. Che non è partita dagli uomini. La parità nel lavoro, il diritto che hanno le donne di fare carriera, questo all'interno del sindacato generalmente. E da qui poi sono nate tante conquiste. Per dire quella che salta subito agli occhi, un tempo non c'era il divieto di licenziamento per matrimonio. Uno poteva essere licenziato, una donna poteva essere licenziata per quando contraeva matrimonio, così come poteva essere licenziata quando diventava madre. Le donne hanno portato dei grandi cambiamenti culturali, non solo all'interno del sindacato, ma nell'intera società. Ora, partendo da questo, la strada delle donne è stata lunga, non semplice, non semplice, molto difficile, e adesso abbiamo un'altra situazione. Parto da questo concetto, ma perché nel 2019 c'è ancora bisogno nel sindacato di parlare di coordinamenti? Allora, è questo che io riscontro, che per le donne che hanno una certa età viene di default doveroso parlarne, quindi sentono ancora viva questa esigenza. Parli con le donne più giovani, non avendo vissuto queste conquiste sociali, queste cose qui, non ne sentono assolutamente l'esigenza perché sono cresciute in un contesto completamente diverso, di parità anche di genere in qualsiasi livello, per cui è quasi qualcosa antisignano di preconcetti, per cui è giusto spiegarlo. Sì, e difatti è proprio questo, cioè le donne all'interno del sindacato secondo me hanno anche un ruolo di fare cultura e di ricordare che le conquiste che sono state fatte a partire dagli anni 70 sono frutto di lotte molto importanti e che non sono conquistate per sempre. Faccio un esempio banale. È stato necessario l'impegno delle donne
perché all'interno delle norme di legge fosse scaturita, fosse normata che le dimissioni dovevano essere date online. Perché questo? Che poi c'è stato revocato, poi nuovamente reintrodotto, tra l'altro. Sì, perché molto spesso, soprattutto alle donne, c'era il contratto di lavoro e subito la lettera di dimissione in bianco. Questo portava a che cosa? Che alle donne, quando l'imprenditore voleva, le lasciava a casa. Quindi l'impegno delle donne è ricordare, ma guardare avanti. Guardare avanti, diciamo anche con occhi di genere all'interno del sindacato e leggere la realtà in modo non univoco, cioè alcuni modi di vedere, alcune sensibilità, la voglia di guardare dentro il sindacato e all'esterno, quindi al sociale, dalle donne viene letta in maniera diversa. Noi diciamo che vogliamo fare anche cultura di genere. Questo è l'obiettivo che si pone anche il coordinamento delle donne pensionate, che tra l'altro è un organismo statutario previsto dai congressi e che, come tutte le grandi organizzazioni, ha un ruolo importante, ma se vediamo anche le altre organizzazioni, tutte le organizzazioni hanno i cosiddetti coordinamenti o dipartimenti di genere, ma anche le associazioni imprenditoriali, le associazioni di categoria, perché ritengono che ci sia ancora molta strada da fare, molta, per arrivare a quella parità di genere. Questo diciamo in grande sintesi. Certo. Mi viene in mente una cosa: ieri è stata eletta Presidente della Corte Costituzionale una donna, ieri sera, e lei ha parlato, abbiamo rotto il tetto di cristallo. Cos'è il tetto di cristallo? È che a un certo punto per le donne viene data la possibilità di avanzare nella carriera, di pensare che sia presente nella società in maniera fattiva, quindi anche con un ruolo, ma poi ti fermi a un determinato livello. Ecco, lei ha usato proprio questo termine, è stato rotto nel mio caso il vetro di cristallo e ha ricordato un altro dato, che solo dal 1963 le donne sono potute entrare in magistratura, non è un secolo fa. Assolutamente, ecco, questo sì. ci dice che tipologie di lavori, di attività, pur essendo intellettuali, pur essendo non faticosi, onerosi o pericolosi, sono ancora appannaggio degli uomini, sono diciamo. stati appannaggio in parte, sì. E fa notizia questo. Ma nell'ambito voi del sindacato stesso, perché poi è bello anche indagare all'interno, no, del sindacato, che è stato per tantissimi anni retaggio degli uomini, attenzione, salvo appunto alcune donne importanti con un carattere, una personalità, sì. Vabbè, però ci sono state nella Abbiamo storia... la segretaria generale della CISL, che è una donna, per dire, ma è la prima. Esatto, questo percorso è stato difficile e che soprattutto cosa obiettano i sindacalisti uomini alle donne, o che cosa, cioè, ha dato un po' fastidio la necessità, la voglia anche di ascendere ad assumere certi ruoli da parte delle donne? Diciamo che gli uomini hanno accettato, stavo usando il termine all'inizio tollerato, ma adesso vedono di buon grado la presenza delle donne all'interno del sindacato. Noi stesse siamo contrarie che i coordinamenti siano letti come un ghetto, cioè un luogo chiuso dove le donne parlano dei loro problemi sul lavoro o nella famiglia e nella società. Tra donne soltanto. Tra donne soltanto. Cioè che ci sia un'integrazione fondamentale. Vogliamo aprire, e già sta avvenendo questo, con riunioni, con iniziative insieme agli uomini, perché i problemi che noi come donne, soprattutto donne pensionate, affrontiamo, non sono i problemi delle donne, sono i problemi della società, e all'interno della società ci sono anche gli uomini. Quindi noi vorremmo che
questo nostro essere in questo organismo sia da propulsore, sia da vitalizzi anche l'intera categoria, perché altrimenti si parla esclusivamente di temi di carattere generale. Infatti si diventa poco concreti, tra l'altro. Poco concreti. Allora noi parliamo sì di pensioni, la valorizzazione delle pensioni, perché non viene rivista la tassazione anche sulle pensioni, che sono importanti, anche noi viviamo di pensione, però accanto a questo vogliamo affrontare anche temi che sono quelli che viviamo nella società, quindi il ruolo che hanno i nonni nella società. Io la interrompo solo un secondo, perché prima di andare ai ruoli, che è fondamentale per capire il numeri di cui stiamo parlando, perché sennò tutto diventa relativo. Abbiamo anche delle slide di supporto. Donne e uomini in Italia, vedere un po' numericamente abbiamo una grafica che ci può far comprendere, perché in Italia 60,3 milioni di abitanti, uomini 48,7%, donne 51,3%. In Veneto sostanzialmente è quello il dato, per cui 4,9 milioni di abitanti, abbiamo il 49% uomini e il 51% donne, quindi un numero superiore di donne. Sì, anche le pensionate a livello nazionale sono il 74%. Infatti, vediamo la slide successiva, che è molto interessante, da uno spaccato un po' anche per età, perché se da 0 a 14 anni riprende il dato nazionale, sostanzialmente, eccolo qua, lo stesso divario gli uomini sono di più, 0-14 anni sono di più gli uomini. Sì. E quindi in modo rilevante. 15-64 anche lì sono un po' più gli uomini, ma over 65 lì c'è proprio la netta differenza. Abbiamo 40,10% uomini, 59,90% donne. Quindi un numero veramente, lì si crea la vera forbice che fa comprendere, appunto, dopo possiamo parlare anche di ruoli, perché lì è il discorso. E per quel che riguarda l'occupazione, anche qui secondo me c'è qualcosa di preoccupante, perché nella slide successiva c'è uno spaccato occupazionale e purtroppo abbiamo che il tasso di occupazione delle donne è 49,50% rispetto al 67% degli uomini, è nettamente più basso. Sì, qui dovremmo aprire tutta una discussione sul lavoro primo che viene offerto alle donne. E quindi qua ci agganciamo i ruoli di cui diceva lei. Agganciamo i ruoli. Perché è vero? No, però attenzione. Ecco, allora partiamo da un dato semplicissimo. Dati della settimana scorsa dicevano che parlando degli studenti, dei giovani in generale, si diceva che le donne, le giovani donne, le ragazze, anche negli studi ottengono dei risultati migliori. Sì, infatti. Si laureano prima, anche in facoltà importanti, difficili, complicate, cose che magari una decina d'anni fa non accadeva, che però poi hanno difficoltà a trovare lavoro che siano in linea con i titoli di studio che hanno. Questo in generale, però anche e soprattutto per le donne. Partendo da questo possiamo osservare che cosa? Che le donne hanno più difficoltà a fare carriera, che trovano occupazione di minor qualità e poi vedremo magari se riusciamo ad agganciarci anche alle questioni di pensione. Questa discontinuità di carriera porta a che anche le pensioni siano più basse. Qua vediamo la slide successiva, infatti, che ci fa vedere lo spaccato pensionistico, che non è certo dei più felici. Allora, basta leggere un dato, l'altissimo numero di persone, di lavoratrici che fanno part-time. Perché fanno questo le donne? Mentre vorrebbero lavorare a tempo pieno. Non sempre però, attenzione. Questo dipende, perché poi ci sono dei dati. Esatto, bramano al lavoro part-time, perché per la famiglia, per stare per i figli non è così. Ma allora questo sarebbe importante se fosse una scelta, ma spesso diventa un obbligo legato al fatto che mancano servizi sociali, che la società è
è troppo rigida nel offrire servizi e quando una donna lavora chiede un lavoro che sia molto rigido. Facciamo un esempio, la flessibilità e il part-time. Chi chiede flessibilità attraverso il part-time chiede di poter magari uscire dal lavoro prima perché hai figli, hai nonni, eccetera, eccetera. Ma spesso non le è data la possibilità di farlo. Perché? Perché l'organizzazione del lavoro è molto rigida. È strutturata su presupposti diversi. È strutturata. La conseguenza immediata, che quella è la cosa più grave, perché poi le ripercussioni sono anche proprio quando uno è in pensione. Vediamo l'ultima slide che prima era dietro le nostre spalle, perché qui si vede la percezione di reddito in percentuale tra uomini e donne. Ed è spaventosa la differenza, è spaventosa perché oltre 3.000 euro il 63% degli uomini e soltanto una percentuale bassissima, no, sì, anzi 63.470 uomini contro i 17.387 donne. E quando scendiamo verso il basso, da 0 a 500 euro abbiamo la maggior parte delle donne. Certo, ma questa slide, questi dati fotografano il posizionamento delle pensionate e dei pensionati nel Veneto, cioè e il tipo di carriera e di attività lavorativa che hanno fatto. Cioè quando quindi si rilaccia a quanto diceva lei prima? Sì, cioè se una donna è costretta a lasciare il lavoro prima perché ha i figli, una donna è costretta a lasciare il lavoro prima perché ha i genitori da accudire, è chiaro che questo andare dentro al lavoro e fuori non dà continuità, non dà la possibilità di crescere professionalmente e il risultato finale è quello di pensioni molto povere. Questo è il risultato sul quale dovremmo tutti riflettere, perché la questione dell'allungamento della vita delle donne è un dato estremamente positivo, questo, perché l'allungamento della vita è per gli uomini e per le donne. Prossimi anni vedremo che per le donne si accorcia un pochino, perché c'è un modo di vivere completamente diverso. Stress, come fattore stress, vita difficile, incombenza, eccetera. Ma è più lunga, ma va benissimo, ripeto, vivere più a lungo, ma si dovrebbe vivere bene e avere anche la possibilità di vivere una vita dignitosa. Quelle pensioni da 500 euro o da 1.000 euro non sono pensioni dignitose, non danno la possibilità di vivere e sono scelte che, ripeto, sono state costrette a fare le donne. Allora, opzione donna, eccetera. Cioè, esatto, questo di far capire, scusi se l'ho interrotta, però l'importanza che voi siate sempre allerta. Perché se nel 2019-2020 ci troviamo ancora a parlare di questi temi, che è una cosa che non dovrebbe neanche sentirsi nominare, dovrebbe essere il retaggio di una storia che si riguarda nei libri di storia, invece se ne parla ancora. Se esiste ancora un coordinamento donne che comunque allerta deve stare, vuol dire che tutto e questi sono i dati, queste sono le pensioni, questa è la situazione, questo è il livello occupazionale, vuol dire che nella società c'è un cammino lunghissimo ancora da fare. Purtroppo, cioè, ma allora il problema dove sta? Nelle donne che accettano certe situazioni, che non fanno la rivoluzione civile, o in un asset che comunque è impostato uomocentrico? Ma diciamo che la cosa è abbastanza complessa. Qui si dovrebbero tenere insieme, così come è organizzata la società, con i servizi che dà, con il tipo di lavoro che viene offerto alle donne, perché se noi guardiamo in prospettiva, come donne potremmo dire che o cambiano effettivamente le cose a livello sociale o al di là di tante belle conquiste dovremmo ancora parlare di carichi familiari esclusivamente in mano sulle spalle delle donne, figli sulle spalle delle donne, nonostante. Allora, noi stiamo ponendo
una questione importante all'interno del sindacato, ma più in generale, è quella se questa società si deve far carico o meno degli anziani. Noi pensiamo di sì e si deve legiferare su questo tema. Si parla in Europa, più di qualche Stato ha già fatto la legge, in Italia ancora non si è fatta la legge sui caregiver, che sono tutti gli assistenti familiari che prestano, dice la norma di legge, gratuitamente e continuativamente assistenza ai propri familiari. Che vengono, tra virgolette, sfruttati dal sistema, perché il sistema sanitario dice i caregiver devono essere preparati, formati, eccetera, quindi vuol dire che ti fanno comodo, perché sennò altrimenti tu non fai fronte, che a livello socio-assistenziale per la disabilità, non autosufficienza, senza caregiver, addio, salta il banco. Ecco. E quindi se nel momento in cui il sistema sociale, anzi diciamo statale, li sfrutta, tra virgolette, devono avere un riconoscimento. Dovrebbero avere un riconoscimento. E sono per lo più donne. E lì, guardi, sono dati Istat, 8 milioni le persone che si occupano stabilmente di assistenza. Di queste 7 milioni e 4 fanno assistenza ai familiari e quasi 3 sono donne. Donne che fanno più di 20 ore di assistenza continuativa, gratuita a un proprio caro o a una persona vicina. Allora, di fronte a questi dati bisognerebbe che lo Stato si mettesse nella volontà di legiferare. C'è una norma di legge ancora ferma in Senato, non va avanti. Per fortuna c'è su questo tema una legge fatta dalla Regione Emilia-Romagna che ha fatto da apripista e speriamo che con questo governo si legiferi su questo tema. E pone al centro che cosa? Prima la persona che è in grave difficoltà, secondo anche chi fa assistenza. Allora, domanda è, ma chi fa assistenza è giusto che interrompa la propria carriera lavorativa o che magari faccia il part-time? Ecco perché poi, dalle slide che abbiamo visto, le donne hanno pensioni così basse. Se tu fai un part-time a 20 ore alla settimana, è chiaro che la tua pensione sarà calcolata sulle 20 ore. Quindi quello che noi chiediamo è che si legiferi tenendo conto anche delle donne e delle persone che gratuitamente si prestano. E cosa chiediamo? Che per esempio ci sia l'assistenza sanitaria, che ci sia la copertura previdenziale per queste persone, perché solitamente lo fanno per anni. Assolutamente anni. Sì. Poi ci mettiamo anche dal punto di vista psicologico, relazionale di queste persone che improvvisamente, magari da una famiglia normale, capita un fatto gravissimo, una disgrazia, il padre, la madre stanno male, oggi si sta benissimo, domani è una tragedia. Quindi trovare dei modi perché queste persone che non sono nelle condizioni, perché l'assistito non è così grave da essere portato in una struttura protetta e che si accolgono di gestirlo a livello familiare, per queste persone ci sia tutto un servizio di informazioni. Cioè, una persona che ha un caro che viene dimesso non sa a chi rivolgersi, dalla sera mattina te lo mandano a casa, quindi a chi mi rivolgo? Chi mi dà le attrezzature? L'Emilia Romagna ha fatto i cosiddetti PAI, i piani di assistenza individuale, per cui attraverso l'assistenza domiciliare. Ma che vengono attivati dal medico di base? Vengono attivati dal medico di base e dalla struttura nel momento in cui dimette.
Che questo è importantissimo, sì. ma perché queste best practice non vengono diffuse, non vengono recepite anche da altre regioni, per esempio, visto che se funzionano? Funzionano anche in altri paesi, in Francia, in Inghilterra. Beh, qua ci vogliono finanziamenti e buona volontà. Quindi voi state, diciamo che voi come quindi coordinamento donne state facendo un'azione anche di pressing a livello Facciamo un'azione di pressing a livello soprattutto nazionale, perché se non c'è la norma nazionale poi è difficile che le regioni recepiscono una norma. L'Emilia Romagna è partita da sola. Ecco, partendo da queste buone pratiche, a livello nazionale noi stiamo facendo pressione perché il Senato legiferi finalmente su questa materia. Allora speriamo che a questo si arrivi qualche cosa, terremo aggiornati i nostri telespettatori a riguardo. E deve fare una battuta di chiusura, siamo in chiusura? Siamo in chiusura. Beh, allora diciamo che il sindacato è un bel posto per impegnare uomini e le donne, e se guardiamo ci sono tante donne che fanno servizio all'interno delle sedi periferiche di accoglienza e di accompagnamento. Queste sono le donne del sindacato che si mettono in gioco al termine della pensione, al termine del lavoro, quando sono pensionate, e si mettono a disposizione per gli altri. Perfetto. Allora io la ringrazio, in bocca al lupo, buon lavoro. Grazie. Naturalmente, quindi questo può essere anche di sprone per chi ci segue, se donna, per impegnarsi attivamente, quindi fare qualcosa anche di diverso che è estremamente utile socialmente anche nell'ambito sindacale, perché poi ha risvolti sociali importanti. Detto questo io vi lascio, appuntamento alla prossima, grazie ancora.